città di Vicenza è nota come la città del Palladio, in quanto l'architetto qui si stabilì giovanissimo, dapprima per la sua formazione e quindi stabilmente fino alla morte. Grazie al genio di Palladio e la sua grande influenza nello sviluppo urbanistico della città, il centro storico è stato iscritto nel 1994 nella prestigiosa lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, insieme alle 3 ville palladiane di città. Quindi nel 1996 il sito è stato ampliato con le altre ville di Palladio della provincia vicentina e del Veneto. Nel 2014 la Basilica Palladiana è stata dichiarata monumento nazionale, l'edificio più visibile e dunque significativo della città. Il nostro viaggio inizia proprio dalla basilica che consacrò Andrea Palladio nel Gotha degli architetti del tempo, che gli fruttarono numerosissime committenze. Ci troviamo nella terrazza panoramica della Basilica Palladiana, edificio simbolo della città di Vicenza, legato indissolubilmente alla figura dell'architetto vicentino di adozione Andrea Palladio. I suoi lavori appunto all'interno del cantiere della Basilica paradossalmente sono stati i suoi primi passi all'interno di questa vicentinità palladiana, nel senso che a partire dal 1546, grazie a intuitivi e importanti e anche potenti nobili vicentini, riesce a introdursi in quello che era l'ambiente che contava della Vicenza del tempo. Grazie a queste amicizie importanti e influenti proporrà un primo progetto di realizzazione appunto di questo loggiato che avrebbe cinto su 2 livelli l'edificio simbolo della città. L'edificio del potere, un palazzo della ragione che sin dal tempo appunto medievale era il luogo prescelto per gestire amministrativamente il capoluogo. Cosa succede? Palladio prende ispirazione dai suoi viaggi fatti a Roma, si recò ben 3 volte nella capitale per vedere quello che rimaneva dell'antica architettura imperiale. Durante appunto quel periodo, col termine basilica non si identificava un luogo religioso, bensì quel sito utilizzato al piano terra come spazio commerciale. Una specie di centro commerciale ante litteram. Nel piano superiore invece c'era un unico grande salone nel quale veniva amministrata la giustizia. La Basilica Palladiana infatti può fregiarsi di ben 2 titoli assolutamente di rilievo. Il primo lo ha ricevuto nel 1994 quando, assieme agli altri lavori palladiani in città, è stata iscritta nella lista del patrimonio dell'UNESCO, in virtù proprio dell'impronta architettonica che questo architetto ha dato a tutto il capoluogo. Il secondo è arrivato nel 2014, quando la Basilica Palladiana è stata definita monumento nazionale, assieme a pochi altri esempi in Italia, quindi il più blasonato tra i monumenti vicentini. Attualmente, come vi dicevo, è utilizzato fondamentalmente per grandi eventi, manifestazioni e grandi mostre. Durante la bella stagione si può approfittare dell'apertura straordinaria della terrazza panoramica dove appunto ci troviamo e che permette di dare uno sguardo a 360 gradi sulla città. Da qui si dominano appunto le piazze del centro e si riesce anche a riconoscere l'impianto romano della città. Le strade che partono appunto da questo a nord e a sud sono degli antichi cardi della città romana che quindi si possono riconoscere. Ecco la città pronta ad accogliervi con tutte le sue bellezze. La Basilica, approfitto per dirvi che fa parte eventualmente della Card Musei, una card che consente di visitare fino a 10 musei della città.
Vicenza è nota come la città del Palladio, ma propone altri gioielli architettonici come il Palazzo Leoni Montanari, che fa parte delle sedi culturali di Intesa San Paolo, conosciute come Gallerie d'Italia, che si trovano anche a Napoli, Milano e prossimamente a Torino. Troviamo ora alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, la sede museale di Intesa San Paolo a Vicenza. Una sede che lo scorso anno ha compiuto i suoi 20 anni, quindi presente e attiva nel territorio da parecchi anni. Una sede che vuole essere non soltanto una sede espositiva, ma un centro culturale vivo e aperto alla cittadinanza. È una sede museale che è allestita in un palazzo barocco, quindi in qualche modo rappresenta un unicum in questa città caratterizzata dalle architetture palladiane. Sono ospitate 3 delle principali collezioni di Intesa San Paolo: la raccolta di ceramiche attiche e magno-greche, che consta di circa 500 reperti che provengono tutti da un'unica necropoli di Ruo di Puglia e che viene esposta a rotazione nelle sale del piano nobile. La collezione di arte veneta del Settecento, con le opere di Pietro Longhi e le vedute che in qualche modo rappresentano la città lagunare ma anche altre città dell'Italia, e la collezione di icone russe. La collezione di icone russe è ritenuta una delle più importanti presente in Occidente ed è allestita al piano terra delle gallerie in un allestimento che vuole consentire di fare un'esperienza al visitatore, quindi di poter percepire l'icona così come viene percepita nel luogo d'origine. Quindi c'è una parte immersiva che consente questa esperienza e poi soprattutto una rappresentazione dell'iconostasi, delle icone più importanti della nostra collezione, ma anche un dialogo che intendiamo proporre tra l'icona e l'arte contemporanea. Presente in questo periodo l'artista Valery Kozliakov. Sì, le gallerie non sono soltanto quindi un luogo di esposizione delle opere d'arte, ma un centro vivo e vivace che accoglie varie iniziative, quindi incontri musicali, incontri di letteratura, di poesia. Sono un luogo dove si sperimenta e si fa molta attività didattica con le scuole. Sono aperte al pubblico regolarmente, da martedì a domenica, e rientrano nell'ambito del biglietto unico dei luoghi della cultura visitabili in città. Vi aspettiamo quindi a Vicenza, questa città caratterizzata, come dicevo, dalle architetture palladiane, ma in cui si può anche incontrare qualche raro esempio di barocco come Palazzo Leoni Montanari. A pochi chilometri dal centro storico ci si può immergere in un paesaggio naturale straordinario che si può raggiungere facilmente anche in bicicletta grazie alla ciclovia E7. Sono i Colli Iberici. Un mix di pianura e di alture, di piccoli avvallamenti e doline che si ritrovano nei paesaggi carsici. Un vero e proprio giacimento enogastronomico della provincia di Vicenza tutto l'anno. Qui c'è davvero di tutto, oltre ad una serie di edifici storici e ville che punteggiano il paesaggio dove si possono praticare diverse attività. Insomma, rigenerarsi a pochi passi dal capoluogo, curata e imperdibile la cucina di tradizione. I Colli Iberici sono una giostra di paesaggi, sono un territorio così particolare che quando ci si sale si comincia a girare e si trovano paesaggi ogni dove. Proprio per le caratteristiche di questo territorio, perché fin dal Paleolitico è stato abitato, per cui l'umanità ha continuato a costruire, a viverci e a creare situazioni in questo territorio, da un lato. Dall'altro perché la natura, qui convive natura, chiamiamola natura naturale, cioè i boschi, con la natura coltivata dall'uomo, che crea delle situazioni di ordine dove abbiamo vigneti e campi coltivati e di, chiamiamolo così, disordine naturale quando abbiamo i boschi.
Queste alternanze creano sempre dei paesaggi, degli scorci spettacolari, uniti alle ville palladiane che troviamo in questo territorio, alle ville venete in generale e anche ai borghi rurali molto frequenti e ancora molto presenti. Quindi girando sui Colli Iberici si ha un paesaggio che continua a cambiare. E poi ci sono due movimenti del tempo, quello della giornata col sole che cambia, le luci che diventano differenti col passare delle ore e quindi anche il paesaggio cambia, e quello delle stagioni. Proprio perché c'è molta natura naturale, al cambiare delle stagioni ci sono fioriture differenti, a mesi differenti e anche bellissime nebbie d'inverno, per cui ogni stagione crea e genera un paesaggio spettacolare sui Colli Iberici, sia nel micro paesaggio, quindi quando si scopre una piccola valletta, magari antica, magari in cui è rimasto ancora un muro vecchio e i resti di un pascolo antico, sia nel macro paesaggio, quando da qui si guarda verso la pianura o verso le Alpi. Quindi invito tutti quanti a salire su questa giostra e a girare i Colli Iberici per goderne i paesaggi e le bellezze. Qui ora ci troviamo in provincia di Vicenza e in località Villaga e quindi Pozzolo di Villaga. Siamo vicini a una chiesetta, questa qua è la chiesetta di San Donato. Qui poco distante passa l'Alta Via dei Berici. Allora, l'Alta Via dei Berici non è altro che un percorso, come dice la parola stessa, alta via, che resta abbastanza sempre in quota. Allora, l'Alta Via dei Berici sono esattamente 130 km e sono all'incirca 5.000 metri di dislivello. Sui Colli Iberici è possibile fare ogni tipo di sport, inteso come cavallo, bicicletta e a piedi, per questi sentieri nostri. Ci sono sentieri escursionistici e quindi molto chiusi, molto particolari, perché c'è una flora e una fauna molto particolare. Ci sono sentieri invece molto aperti e panoramici, come può essere questo. La maggior parte dei sentieri che abbiamo qua hanno una caratteristica. La caratteristica che hanno è che sono coperti, quindi non sono sentieri esposti al sole. Questo è quasi la maggioranza, quindi sono indicati per qualsiasi periodo dell'anno. Anche in estate la differenza tra stare qua come sono io al sole e stare all'ombra è molto importante, perché comunque anche la famiglia stessa che vuole fare il giretto con il bambino, con la moglie, con la nonna, è possibile farlo senza prendere insolazione praticamente. Allora, io direi che per concludere, intanto vi aspettiamo perché se venite qui ci sono parecchie associazioni come la nostra, come la South Berica, come i Fuori Rotta, come i Free Your Place, che basta solo un vostro cenno vi si potrà accompagnare a visitare le cose più belle che noi abbiamo. Quindi ragazzi, perdetevi nel vostro viaggio più bello. Noi vi aspettiamo. Ciao a tutti, siamo nel comune di Villaga, più in particolare nella località di Belvedere, che si trova a sud dei Colli Iberici, proprio ai piedi dei Colli Iberici. E siamo nell'azienda agricola La Campagnola e alle mie spalle c'è il caseificio Sapori di Montegnago, che è all'interno appunto dell'azienda. E l'azienda esiste da molti anni perché è stata creata dal nonno della famiglia nel 58 e ha sempre allevato vacche sia da carne che da latte. Adesso si è specializzato soprattutto nelle vacche da latte e 8 anni fa Michela, che è una dei titolari, ha voluto valorizzare la materia prima
creando appunto questo caseificio, ristrutturando le vecchie stalle che ormai erano in disuso, e da una piccola porzione delle vecchie stalle appunto ha creato un caseificio artigianale con lo spaccio annesso. Nel caseificio lavoriamo solo il latte della nostra stalla. Oggi produciamo circa 40 tipi diversi di formaggi, che è davvero notevole per un piccolo caseificio. In questi 2 anni, fra le soddisfazioni che abbiamo avuto, c'è stata anche quella di vincere il primo premio al concorso Caseus Veneti nella categoria stagionati oltre i 10 mesi, con il nostro formaggio a pasta dura, che è il Cengia, che è un formaggio stagionato oltre i 12 mesi e come tanti altri formaggi nostri prende il nome da alcuni colli berici che vediamo dalla finestra del nostro caseificio, per dare un ulteriore segnale di legame forte con il territorio. Non mi resta che invitarvi a venire a conoscerci, a vedere l'azienda e a venire ovviamente a provare i nostri prodotti. Buongiorno a tutti, siamo qua a Villaga, un paesino nei Colli Berici, e ci troviamo Trattoria Sabrina. Allora, questo è il nostro territorio è ricco di prodotti tipici. Abbiamo preparato qua una carrellata di nostri prodotti. Partiamo qua dalle grappe, distilleria artigianale, abbiamo del buono miele, produzione sempre qua locale, dei formaggi e qua abbiamo il nostro olio, perché questa è una zona anche di oli. E comunque abbiamo anche molti vigneti dove producono un ottimo vino. Allora vi farò vedere dopo una preparazione di un piatto. Abbiamo pensato di prepararvi un risotto fatto con le albicocche e petali di rosa. Adesso vi accompagno in cucina e vi mostreremo il procedimento. Allora, partiamo con la preparazione del risotto. Qua vedete abbiamo gli ingredienti, partiamo con il burro. Mettiamo il burro dentro la casseruola. Ecco qua. Ok. Accendiamo il fuoco intanto, mettiamo il riso. Ci aggiungiamo un paio di cucchiai di olio. Allora facciamo tostare un po' il nostro riso. Allora aggiungiamo adesso un mestolo di brodo. Procediamo alla cottura del risotto. Il risotto di solito ci mette dai 17 ai 18 minuti di cottura. Adesso il nostro risotto è pronto, lo togliamo dal fuoco. Eccolo qua. Ci aggiungiamo il formaggio grana. Finché è bollente, così si scioglie bene. Ci aggiungiamo poi la purea di albicocche che sono state frullate a freddo con la buccia. Ecco qua, mescoliamo bene in modo da amalgamare il tutto. Ci aggiungiamo il rosmarino che è stato pestato, tagliato fine con la mezzaluna. E adesso passiamo all'impiattamento del nostro risotto. Ecco qua il nostro risotto. Ok. Prendiamo il formaggio con i petali di rosa, lo mettiamo qua come decorazione. Ok.
Ci mettiamo le albicocche tagliate a listarelle. Ok. Qua. E ci aggiungiamo i petali di rosa. Per finire ci mettiamo una puntina di rosmarino al centro ed ecco qua il nostro piatto. Allora vi presento qua il nostro piatto, risotto con le albicocche, rosmarino e fiori di rosa. Vi aspettiamo tutti a Villaga e la perla dei Colli Iberici e a presto a tutti!